Buonasera, riprende la seconda parte della prima puntata del settimo ciclo di trasmissioni su Radio Cooperativa che parlano di salute mentale. Oggi parliamo di riabilitazione nella ULSS 8 Berica. Nella parte precedente abbiamo appunto intervistato il dottor Zanolini, che coinvolgo ancora, che è uno psicologo, psicoterapeuta appunto della ULSS 8 Berica e si occupa da molto tempo proprio di riabilitazione. Ecco, dottore, abbiamo accennato che voi state preparando in regione un documento che è il DGR, che è una delibera, della no? giunta regionale. Della giunta regionale proprio su i percorsi riabilitativi, per dare una regola al percorso riabilitativo, perché si tratta anche di un investimento che la regione fa con strutture e che vorremmo che queste strutture funzionassero al meglio. Abbiamo anche parlato di percorsi riabilitativi e di attività che sono evidence-based. Evidence-based vuol dire che sono evidentemente ben diciamo provate, insomma, la loro efficacia è ben provata. Ecco, ci vuole un po' accennare quali sono i percorsi riabilitativi, quali sono le attività, diciamo, riabilitative che poi voi metterete in questo documento regionale e che sono buone, sono efficaci, funzionano, insomma. Certo, ecco, un piccolo inciso sul decreto regionale che saranno le linee guida sui centri diurni veneti e per dare un'omogeneità ai centri diurni veneti. Noi ci siamo resi conto nel gruppo di lavoro che per centro diurno in Veneto intendiamo cose spesso assolutamente diverse. Da piccoli gruppi di 6 persone ad attività di day hospital, a centri di lavoro guidato dove le persone vanno nelle cooperative a fare assemblaggio. C'era una, come dire, una foresta di dimensioni diverse. Le linee guida vogliono mettere ordine, cioè chi vuole chiamarsi centro diurno in Veneto deve garantire un certo livello di prestazioni e di attività. Fra queste anche una buona percentuale, si dice almeno il 50%, di attività evidence-based. Lei, scusi, prima aveva parlato di un 25% di attività esterne, no? E prende ad esempio quella che è l'attività che voi state svolgendo a Galzignano, Sì, ecco, sì. da quello che ho capito, in cui diciamo il 25% delle ore totali, immagino, Le che le ore di attività di persone... un centro diurno si dovrebbero svolgere in rete col territorio al di fuori della struttura centro diurno. E questo è Benissimo. già una integrazione, uno degli elementi evidence-based, cioè fare integrazione e lotta allo stigma nel territorio. Ma sappiamo benissimo che tutte le attività che si trattano nella disabilità psichica vanno a toccare anche le capacità cognitive delle persone. E quindi tutte le attività che poi descriverà benissimo Claudia, sull'attività cognitiva che lei fa molto bene con i nostri utenti, rientrano proprio in queste capacità di sviluppare le capacità cognitive, di problem solving, di sviluppare tutte quelle attività che se sono evidence-based non possono essere espresse esclusivamente nella semplice attività di centro diurno, ma devono essere riproducibili autonomamente dalla persona nel territorio, quando ne esce fuori. Questo è uno dei criteri fondamentali dell'evidence base, la capacità della persona di riprodursi e di essere in grado di affrontare le cose quando è nel territorio. Cioè, per fare un esempio, uno se sa cucinare al centro diurno deve saper cucinare. Allora, se prendiamo l'esempio della cucina, prende in esempio un pallino che ho io nelle supervisioni. Ah, Chiedo bene. sempre agli operatori dove vado a fare supervisione perché fanno il gruppo cucina. Perché in tutti i centri diurni, stranamente, c'è sempre il gruppo cucina. Quando un operatore mi dice che il gruppo cucina lo fa perché lo fanno da anni, quello non è una tecnica evidence-based. Ma nelle attività del nostro planning c'è sempre stato il gruppo cucina, gli utenti fanno da mangiare. Diventa attività evidence-based se quel progetto è dedicato a quegli utenti che devono un domani andare a vivere in un appartamento e questa è una preparazione di quell'attività per quel percorso. Cioè ogni attività che viene pensata in una struttura riabilitativa deve avere una conoscenza di finalità e deve avere una riproducibilità autonoma nel territorio.
Questo è l'elemento di efficacia, altrimenti stiamo facendo intrattenimento e l'intrattenimento è un'altra cosa, non produce effetti. Ecco, questo è il senso fondamentale della cosa. Il Veneto investe molto in riabilitazione semiresidenziale rispetto ad altre regioni italiane. Proviamo a pensare che in Italia, secondo i dati SISM, che è il sistema di ricerca che produce il report annuale sulla attività della salute mentale italiana, ci sono 5,3 posti a ogni 10.000 abitanti in Italia per la riabilitazione semiresidenziale, cioè quella diurna. Il Veneto arriva a 9,6 posti, quindi ha investito molto. Benché investa molto, investiamo ancora molto poco rispetto a un costo della residenzialità. Investiamo fondamentalmente circa un terzo della residenzialità. In Veneto sono investiti circa 7 milioni di euro quest'anno per la semiresidenzialità, ce ne sono 56 investiti nella residenzialità. Questa è la differenza importante, ma l'Italia è uguale. Ecco, su questo non c'è differenza assoluta, anzi il Veneto forse un po' di più riesce Allora, per chi ci ascolta, per capire, il centro diurno è un posto in cui le persone vivono a casa con i genitori o nella casa propria e poi vanno al centro diurno, non tutto il giorno, ma una parte del giorno, e fanno questa attività riabilitativa, mentre quando noi parliamo di residenzialità stiamo parlando delle comunità terapeutiche residenziali protette a più o meno alta protezione, che sono dei luoghi in cui le persone stanno tutto il tempo e semmai il weekend tornano a casa dai genitori o tornano dalla famiglia, insomma. Oppure stiamo parlando ancora di più delle comunità alloggio estensive o delle residenze sociosanitarie protette, dove le persone con una particolare gravità o talora cronicità vanno a vivere per lunghi anni al loro interno. Ecco. E quindi c'è un investimento naturalmente importante, perché stiamo parlando di operatori che sono impegnati anche 24 ore al giorno, eccetera, eccetera. E poi c'è tutto l'abitare che viene pagato. Quindi Uno questo è dei molto percorsi importante. importanti invece in riabilitazione territoriale è cercare di lavorare anche su utenti che magari non hanno più una produttività lavorativa o un percorso giovane, ma per evitare che arrivino nelle istituzioni, per evitare che arrivino nelle comunità estensive Certo, e che certo. rimangano a casa loro. Ecco, torniamo alla domanda che era: quali sono i percorsi riabilitativi evidence-based efficaci che possiamo descrivere nel... Sì, li stavo citando prima, tutte le attività cognitive, le attività di integrazione nel territorio, le attività propedeutiche all'inserimento lavorativo, tutte quelle attività che diventano in qualche maniera riproducibili ed autonome da parte della persona. Hanno un inizio, una produzione e un percorso finale. I giovani oggi piace molto tutte le attività legate ai social, legate quindi al computer, cioè non possiamo sempre riprodurre nei centri diurni delle attività riabilitative le classiche attività, come si diceva prima, del gruppo cucina. No? E quindi devono imparare a usare il computer, insomma. Lo sanno usare anche bene, devono usarlo in maniera finalistica, questa è la differenza. Cioè, se pensiamo all'esempio del ragazzo avatar di prima, no, lui lo sapeva usare molto bene il computer, ma usarlo per riuscire a raggiungere un percorso lavorativo è una cosa, usarlo per essere un avatar è afinalistico. Ecco, questa è la fondamentale differenza tra un'attività finalistica e un'attività che ha una efficacia di realizzazione. Questo è l'importante. E poi tutto ciò che riguarda la relazione col territorio, e quindi tutto ciò che la persona diventa poi autonoma. Ad esempio, tutte le attività che possono trasformarsi da attività seguite dagli operatori ad attività autonome o di mutuo aiuto sono attività evidence-based. Sto pensando, ad esempio, ai percorsi del sabato e della domenica di molti utenti dei nostri centri diurni che, non avendo da soli le capacità di avere delle relazioni amicali, si trovano e fanno come punto di riferimento questa sede, ma poi partono da soli e vanno fuori a mangiarsi la pizza, piuttosto che si trovano, piuttosto che si sostengono insieme, e hanno creato proprio dei veri gruppi di amicali tra di loro. Ecco, queste sono come dire, linee guida fondamentali che sono inserite anche nel nuovo decreto regionale.
Ecco, io volevo coinvolgere anche Katia, no? Per sentire un po' da lei un po' la sua esperienza sul percorso di riabilitazione. Katia, ci può dire brevemente qual è la sua storia? La mia storia comincia dal 2015. Sono arrivata al centro arcobaleno con una difficoltà molto ansiosa, un passato alle spalle molto brutto perché avevo un compagno che mi picchiava. 17 anni insieme, ho avuto tanta violenza e sono arrivata ad Alicani, 8 mesi ho fatto da Alicani una casa alloggio e nel 2015 sono stata ricoverata 1 mese in psichiatria, Nel reparto. nel reparto. Ho fatto 1 mese e dopo, Stefano Zanolini mi ha accolta a casa di Giobbe, mi ha alzato un'altra volta perché ero veramente a terra. Certo, certo. E Mm. tante robe brutte ho visto, tante, e adesso ho un percorso lavorativo, 6 anni ho fatto in cooperativa e adesso ho da 1 anno un percorso lavorativo come volontaria alla casa di riposo. Mi sta andando bene il tirocinio. Mhm. Ho socializzato con tutti, ho fatto nuove amicizie anche lì. Sì, e quindi adesso lei vive anche in una casa Vivo in- da 3 anni, vivo col mio compagno, mm? Ma siete da soli o siete in una casa con altre persone? siamo da soli, io e Ah, lui, lo vedo quali alle sono, porte. quali sono le difficoltà che lei ha incontrato maggiori e quali sono stati i momenti in cui lei ha pensato di riuscire a cambiare la sua situazione? Nel 2015 non vedevo vie d'uscita, Mm, perché ho detto: "Mi vedo in psichiatria", ho visto tutto nero, perché non certo. pensavo di andarci in psichiatria, ma ho toccato proprio il fondo, ho chiesto proprio aiuto, non ce l'ho più fatta. E dopo ho detto: "Una fine ci sarà, una fine per tutto". Ho fatto 2 anni e 5 mesi di casa di Giobbe, adesso è il gruppo appartamento anche a casa di Giobbe, e lì mi sono trovata molto bene. Sono cresciuta, mi hanno insegnato tante cose. E quindi adesso sta avendo questo percorso, insomma, Di di lavoro. cambiamento Sì. e si sente più tranquilla, più sicura, anche perché mi sembra che abbia trovato anche la fiducia, insomma, negli operatori che la stanno seguendo, no? Operatori, in me stessa ho trovato cioè più voglia di andare avanti, non di fermarmi lì e dire farmi le domande: "Non ce la faccio, non ce la faccio". Ce la faccio. Va bene, allora io le faccio i miei auguri di continuare in questo percorso. Senta, se potesse dare dei consigli a una persona che si trova in difficoltà, che tipo di consigli vorrebbe dargli? Il consiglio mio è di aprirsi, non tener tutto dentro sempre, perché tenere dentro per tanto tempo, cioè non parlarne con la famiglia o con amici, con qualcuno che ti può sostenere. Io l'ho fatto per tanti anni, ho tenuto tutto dentro e ho fatto male a me stessa e basta. Va bene, quindi imparare a parlare, insomma, che non è una cosa facile per nessuno, Mh. penso. Va bene, grazie, grazie
Katia per la sua testimonianza e auguri per le sue future attività, insomma, no? Penso che sia molto importante. Volevo tornare al dottor Zanolini, ecco. Dottore, quindi abbiamo detto questo discorso dei centri diurni, lei prima ci ha dato dei numeri importanti che sono il totale della spesa 7 milioni per i centri diurni nel Veneto, rapportati ai 56 milioni per la residenzialità. Volevo sottolineare l'importanza, diciamo, la complementarità, è un po' complementare il discorso, nel senso che meglio funziona non la residenzialità, il centro diurno, e meno poi si dovrà investire, immagino, sulla residenzialità, che è una spesa più importante. Ecco, volevo sottolineare questo fatto e volevo sentire da lei qualche considerazione. Allora, questo apre un argomento nuovo in Veneto, in cui si è aperto un gruppo di lavoro da 2 mesi, che è il concetto di budget di salute. Il concetto di budget di salute si basa proprio sull'idea di ridurre il più possibile il ricorso alla residenzialità. Questo non significa non ricorrere alla residenzialità, ben inteso. Quando le persone stanno molto male, l'esempio di Katia di prima è assolutamente corretto, probabilmente c'è anche perché mi sembra di capire che c'era anche una situazione familiare che molto difficile, chiedeva di essere tolta dalla situazione, diciamo, di difficoltà. Ci sono anche delle situazioni familiari che sono, diciamo, tossiche, adesso non so come dirla in modo diverso. O si creano difficili, c'è bisogno di un percorso di residenzialità, ma il percorso di residenzialità deve essere assolutamente breve, a termine, e ridare e fare un progetto perché la persona riacquisti il diritto di stare nel proprio territorio. Spesso in passato si è utilizzato il percorso residenzialità per sistemare delle situazioni, questo non va bene. La residenzialità è un progetto terapeutico, proprio perché costa così tanto, deve essere impiegato bene e ampiamente, ma per un percorso a tempo. Dopodiché le persone devono vivere in quello che si chiamerà, spero un domani anche in Veneto, un budget di salute. Che cos'è un budget di salute? È un insieme di elementi che fanno sì che una persona abbia diritto di rimanere a casa propria o in una casa di abitazione civile nel proprio territorio, da solo se è in grado, o insieme ad altre persone, se il sistema di co-housing facilita il fatto che le persone possano vivere insieme. È un percorso che la persona possa avere la maggiore socialità possibile, e in questo i nostri centri diurni, se fatti con le linee guida che abbiamo detto prima, possono offrire realmente quello che è un percorso di socializzazione possibile e garantire quello che è una domiciliarità efficace. È un percorso in cui la persona diventa protagonista, nel senso che la persona deve mettere le proprie risorse, la famiglia può mettere le proprie risorse, il Dipartimento di Salute Mentale metterà delle risorse sanitarie che possono essere gli operatori, i percorsi diurni, l'assistenza domiciliare, e il comune deve mettere alcune risorse. Il Veneto, ad esempio, non ha ad oggi un regolamento sulle case popolari ALER, chiamatele come volete, per l'assegnazione di parte di queste case alle persone con disagio psichico. Noi ne abbiamo assolutamente bisogno. Questo è un elemento fondamentale nei percorsi di recupero futuri. Ne parlavamo l'altro giorno in un incontro di confronto sui budget di salute con altre regioni, e l'Emilia Romagna, che è una delle prime regioni che ha sviluppato il budget di salute, ne parlava il primario dell'ULSS di Parma, e pensate che Parma ha più o meno la dimensione di popolazione di Vicenza, dove sono io. A Vicenza abbiamo attualmente 205 posti di residenzialità, Parma ne aveva 250, nel corso di 8 anni quei budget di salute è arrivato a pareggiare a 150, quindi 100 di meno, la residenzialità con i percorsi di budget di salute. Cioè 150 sono ancora i posti che hanno nelle comunità, come dire, vecchio stile, e 150 sono i posti che hanno in appartamenti di abitare autonomo. Quindi, cioè, per spiegarla un po' a tutti, noi abbiamo fatto una puntata con la dottoressa Marrama
che vi invito a andare a vedere sul nostro sito, insomma, di Solo un salto e la ragione diventa follia. Praticamente il budget di salute permette intanto ad ogni persona, si spendono per quella persona, si spendono un sacco di soldi, perché la residenzialità, come abbiamo già detto, vuol dire siamo 100, 150, 200 euro al giorno, insomma si tratta, no? Queste sono le cifre più o meno che vengono impegnate, ma e che vengono impegnate nel caso in cui quella persona sia in una comunità, in una residenzialità di vario tipo, protetta in vario modo, eccetera. Il budget di salute dice: abbiamo 100 euro al giorno per quella persona, li stiamo spendendo, li possiamo spendere in modo diverso, coinvolgendo anche le risorse di quella persona, che quella persona potrebbe avere un appartamento, i familiari potrebbero dire no, vogliamo che rimanga a casa, aiutateci a farlo rimanere a casa con noi, perché non ci sono dei problemi così forti, e quindi si fa un progetto ed è un modo completamente diverso di lavorare, no? Perché si tratta di coinvolgere anche qui maggiormente le varie persone che sono intorno alla persona che sta male, e però farlo rimanere nel territorio, che è una cosa molto importante. Ecco, non so se questo piccolo... Io faccio un esempio molto semplice, perché sui conti economici ogni tanto ci devo lavorare, no? Se ogni dipartimento di salute mentale trasformasse l'1% dei posti di residenzialità che ha in questo momento in progetti di budget di salute, con quei 2-3 costi di posti che dovrebbe rinunciare, potrebbe avviare almeno 7 budget di salute. Io faccio semplicemente questo conto qua. Quindi è 1 a 7 il costo praticamente. Perché se consideriamo che costa 189 euro un posto retta in una comunità terapeutica e 149 euro in una comunità alloggio estensiva, e lo moltiplichiamo per 365 giorni e gli investiamo in un percorso di budget di salute, quel costo di quel posto mi si trasforma in molti più progetti possibili di budget di salute, perché a quel costo sanitario io ci metto a fianco quello che può dare la persona, quello che può dare la famiglia e quello che già noi spendiamo per l'attività della semiresidenzialità. Va bene, mi sembra... È un conto della serva il mio, ma è molto efficace. Assolutamente, io sono assolutamente d'accordo con lei, e posso dirle come familiare, parlando anche con altri familiari, che ci sono tante situazioni in cui i familiari vogliono che il figlio ritorni a casa, vogliono che non sia in comunità, e vorrebbero essere aiutati a gestirlo in modo diverso, perché si rendono conto dell'importanza anche di rimanere nel territorio. Ma dobbiamo avere le risorse per farlo, e mettere insieme le risorse oggi è l'unica maniera, perché aspettarci che le risorse arrivano tutte dalla sanità o aspettarsi che arrivano tutte dei comuni ormai non è più tempo di questa cosa. Dobbiamo mettere insieme tutte le risorse. Il che significa anche coinvolgere le famiglie, che certe volte sono disponibili anche a mettere le loro risorse, ma chiedono anche che il progetto sia chiaro, e che abbia dei risultati. Cioè, io, se devo parlare della mia esperienza personale, io ho speso tantissimo per mio figlio nel privato, perché mi sono trovata a pagare professionisti privati, psicologi, e purtroppo non ho trovato un percorso di riabilitazione, ma i percorsi psicoterapeutici sono tutto un'altra storia. Faccio un esempio veloce di 10 anni fa, non di oggi. Parliamo di budget di salute che possono avere anche 10 anni. Un signore che conoscevo bene, perché avevo in cura sua figlia, scoprì di avere un tumore grave e di avere 6 mesi di vita. Mi disse: tu vuoi occuparti di mia figlia? Io ti compro un appartamento e lo metto a disposizione del vostro centro, e però tu ti impegni a occuparti di mia figlia. Noi abbiamo accettato questa sfida. In quell'appartamento vivono 3 ragazzi insieme da molti anni, vanno molto bene, ed è uno degli appartamenti che ci dà maggiore soddisfazione. Questa persona creò un percorso di budget di salute quando ancora neanche sapeva che esisteva la parola budget di salute, sui bisogni propri suoi e del suo futuro, della sua vita. Va bene, io farei un'altra piccola pausa e poi riprenderei l'ultima parte, coinvolgendo anche Claudia, che è appunto l'educatrice
centro arcobaleno di Arzignano. Mi sembra che stanno emergendo delle cose molto interessanti. A tra poco, grazie. Bene.